Domenica tutti in patronato a Cassola per tifare Italia, ma soprattutto per tifare il loro portiere concittadino Federico Marchetti, un portiere che non ha tagliato i ponti con il paese d'origine, dove tutti lo amano. Parliamo di sport, di calcio. Federico Marchetti sostituirà domenica in porta il portiere della nazionale Gigi Buffon e fa sognare Cassola, il suo paese natale. Qui tutti lo conoscono e il tifo ovviamente è già alle stelle. Conosciutissimo e amatissimo, Federico Marchetti, 27 anni, a Cassola è molto più che una star del calcio. Per tutti è un amico, anzi uno di famiglia, per cui si prova stima e affetto. Marchetti nel prossimo incontro degli azzurri, domenica, sostituirà in porta Gigi Buffon, che lamenta dolori alla schiena, e tutto il paese sarà incollato davanti alla TV. Ho sentito, io sono stata attratta più che altro che è un bel ragazzo. Comunque speriamo che faccia anche lui, come si dice, la sua parte. Conosco la famiglia, tanto la nonna, la mamma conosco. Speriamo che faccia bene. Sì, sì. Un bravo ragazzo Marchetti. Va bene. E lei qua la Cassola è Marchetti, vero? Certo, speriamo che ci faccia fare una bella figura. Una bella figura, sì. Gli dà fiducia, speriamo che ci aiuti a vincere. Carità, scherziamo, va che è bravo, è una grinta. Il parroco di Cassola lo ha preparato alla Cresima quando era ragazzino e a dicembre ha inaugurato con lui il nuovo centro parrocchiale. È sempre stato un ragazzo molto buono, è vispo, sveglio fin da piccolo, però si vedevano subito le doti, del temperamento, carattere molto forte, un grande lavoratore, un ragazzo di spirito di sacrificio, adattabile alla vita. Un ragazzo d'oro, insomma, per il quale tutto il paese è in uno stato di eccitazione difficile da descrivere, tutti felici che Federico viva questa meravigliosa avventura. E con l'augurio che il portiere della nazionale possa far bene, ci salutiamo. Grazie per aver scelto l'informazione di Antenna 3 Nord-Est.